Schiaffi e spray urticante negli uffici della questura di Verona. Un ispettore e 4 poliziotti sono stati arrestati e ora sono ai domiciliari. A eseguire il provvedimento i colleghi della squadra mobile. Spaccio in via Piave alla stazione di Mestre, maxi operazione antidroga dei carabinieri, 27 indagati, 1000 clienti segnalati, arrivavano da tutto il nord-est. A Eraclea c'era un fenomeno importante di criminalità organizzata ma non la mafia. Il giorno dopo la sentenza nel processo ai casalesi parla la sindaca Zanchini, il paese è pronto a voltare pagina. Maxi tamponamento stamani in A4, 6 auto e un camion coinvolti, 5 i feriti, pesanti disagi al traffico, è accaduto nel Vicentino tra Montebello e Montecchio. Famiglia di 4 persone di rientro dalla gita in montagna, la loro auto centrata da un masso a Sedico sulla Gordina, parla il papà, mia moglie e i bimbi potevano morire, siamo stati miracolati. Mamma e moglie coraggio, avvia su internet una raccolta fondi per sostenere cure sperimentali per il marito rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Presentata la stagione del Teatro Stabile del Veneto, 39 spettacoli tra Padova, Venezia e Treviso. La novità di quest'anno, il confronto generazionale con grandi nomi e nuove generazioni di artisti. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di tutto vi sottopongo il nostro sondaggio di quest'oggi, il cui esito come sempre vedremo poi nel corso di Ring in prima serata su Antenna 3. E dunque, settimana lavorativa di 4 giorni, siete d'accordo? Per rispondere di sì digitate 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come detto vedremo la vostra opinione poi nel corso di Ring questa sera dalle 21:15. Andiamo alla cronaca con i fatti di Verona che sono saliti alle cronache nazionali con le violenze negli uffici della questura, un ispettore e 4 poliziotti arrestati e ora ai domiciliari. A eseguire il provvedimento e le indagini sono stati i colleghi della squadra mobile. Schiaffi durante gli interrogatori e spray al peperoncino sul volto. Sciocca Verona. Un ispettore e 4 agenti di polizia sono da questa mattina agli arresti domiciliari per presunti atti di violenza compiuti tra luglio 2002 e marzo 2023 nei confronti di persone sottoposte a vario titolo alla loro custodia perché momentaneamente private della libertà personale. Pesanti le accuse, tortura, oltre a lesioni, falso, omissione d'atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Ad eseguire l'ordinanza emessa dal GIP di Verona sono stati gli stessi colleghi dei poliziotti indagati. La squadra mobile della questura per 8 mesi ha indagato sulla vicenda in seguito ad un'intercettazione telefonica nell'ambito di un'altra indagine nella quale un agente si vantava di avere sistemato una persona fermata dandogli 2 schiaffi. Da lì sono scattate le indagini che hanno permesso di documentare attraverso intercettazioni audio e video 7 casi all'interno degli stessi uffici di polizia. La questura di Verona sottolinea come i destinatari delle misure cautelari fossero già stati trasferiti ad altri incarichi all'indomani della chiusura delle attività di indagine e quindi da alcuni mesi. Il questore ha altresì disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte ad episodi di violenza, si presume possa non aver impedito o comunque non avere denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi. Giornata difficile ma indagine doverosa, così il questore di Verona Roberto Massucci nelle dichiarazioni raccolte da Federico Fusetti e Francesco Rattai. Posso dire che è stata una giornata difficile, impegnativa anche dal punto di vista emotivo. C'è il dispiacere per vedere dei poliziotti che sono dei colleghi coinvolti in questa indagine, ma anche la determinazione di chi sa che la Polizia di Stato ancora una volta ha dimostrato di non intendere svendere la propria immagine per poca trasparenza o per reticenza, e questo è un segnale che voglio dare ai cittadini di fiducia nell'istituzione, perché pur nella sofferenza di dover indagare su propri colleghi abbiamo fatto tutto quello che era necessario con professionalità, rigore e anche con la delicatezza necessaria quando si fanno queste indagini per mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari ad arrivare ad una verità processuale. E poi la verità processuale ci darà il responso definitivo, perché come dico sempre i poliziotti non sono mai al di sopra della legge, ma non sono neanche al di sotto della legge, quindi bisogna che poi le garanzie prendano il loro giusto spazio e si arrivi ad una verità, rispetto alla quale la Polizia di Stato prenderà i provvedimenti più rigorosi possibili nei confronti di coloro per i quali saranno accertate le responsabilità.
Da Verona a Venezia con la maxi operazione antidroga dei carabinieri nella zona di via Piave e Marghera. Maxi operazione antidroga da parte dei carabinieri qui nella zona di via Piave a Mestre, poco distante dalla stazione, ma anche a Marghera. Un'indagine partita nel 2018, 1200 gli episodi documentati. Sull'1 e mezza qui per via Piave c'erano le pattuglie dei carabinieri che sfrecciavano molto velocemente a sirene spiegate. Non si capiva per quale motivo, diciamo, perché non si vedeva traffico a quell'ora. Però ci voleva, perché era troppo tempo che qui eravamo senza un qualcosa di massiccio, ecco, fatto su via Piave. 27 le persone indagate non solo in terraferma ma anche nelle zone di Padova, Treviso, Udine, Belluno e Pordenone, tutte ritenute responsabili di attività di detenzione e spaccio di stupefacenti. Segnalati alla prefettura circa 1000 consumatori che arrivavano a Mestre da tutto il nord-est. La lunga indagine eseguita dalla sezione operativa della Compagnia di Mestre, iniziata nell'ottobre 2018, si è conclusa dopo 4 anni. Tutto è partito dall'arresto di un 42enne tunisino trovato con 300 grammi di eroina. Poi la scoperta nel 2019 di un laboratorio clandestino col conseguente arresto di 3 persone di origine albanese e sequestro del materiale. I pedinamenti e le osservazioni nei mesi hanno permesso di documentare circa 1200 episodi di spaccio e ricostruire il giro della compravendita di droga, portando all'arresto in flagranza di 11 persone. In totale sono stati sequestrati 2 kg di eroina e 1 chilo di marijuana. Per 11 persone disposta la custodia in carcere, per 5 i domiciliari, per 11 il divieto di dimora a Venezia. In mattinata è arrivato il plauso del prefetto di Bari e dell'amministrazione comunale. Chi spaccia droga vende morte, per questo deve essere assolutamente fermato. I miei ringraziamenti vanno alla compagnia dei carabinieri di Mestre, al comando provinciale e a tutte le donne e gli uomini che lavorano quotidianamente nel nostro territorio per darci la sicurezza. Un risultato che arriva all'indomani dell'annuncio da parte del sindaco Brugnaro di un potenziamento dei servizi in aiuto ai tossicodipendenti e l'attivazione di un'operazione per intercettare i consumatori provenienti da fuori città e segnalare le loro situazioni ai comuni e alle ASL di provenienza. Con oggi, aggiunge Brugnaro, noi non molliamo e non molleremo. A Eraclea ora, dove c'era un fenomeno importante di criminalità organizzata ma non c'era la mafia. Il giorno dopo la sentenza nel cosiddetto processo ai Casalesi parla il sindaco Nadia Zanchin che dice il paese è pronto ora a voltare pagina. Il dispositivo che è stato letto ieri è abbastanza importante, ci sono state delle condanne importanti, questo ci fa riflettere anche sul fatto che non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia sul territorio, indipendentemente dal tipo di associazione che è stata riscontrata. Adesso noi la vediamo come una ripartenza. In carica dal settembre del 2020, l'avvocato Nadia Zanchin è la prima donna sindaco di Eraclea, ma è soprattutto la prima sindaca eletta dopo l'indagine che nel 2019 aveva portato al commissariamento del comune. Nell'aula bunker di Mestre, Zanchin era presente alla lettura della sentenza che dopo circa 140 udienze in 3 anni ed una settimana di Camera di Consiglio ha disposto per i 46 imputati a processo 31 condanne con pene dai 2 ai 26 anni, 8 assoluzioni e 7 prescrizioni. Come amministrazione e come comune la cosa più importante è il mancato riconoscimento di un'associazione mafiosa sul territorio e questo è l'aspetto che come comune ci interessa di più. Ad Eraclea si riparte da qui per voltare pagina e tornare alla normalità che questa cittadina, che vanta una storia antecedente l'arrivo dei Romani ed era finora conosciuta soprattutto per le sue spiagge, si era persa nel 2019. Sicuramente il danno all'immagine c'è stato, sicuramente non è facile cancellare un marchio che per mesi qualcuno ha voluto dare, perché effettivamente qualcuno ci ha abbinato alla mafia. Ed ecco anche la voglia di ripartire, ecco perché siamo ancora più determinati nel ripartire. Luciano Donadio, ritenuto il boss dei Casalesi ad Eraclea, è stato condannato a 26 anni e 3 mesi di reclusione. L'ex sindaco Mirko Mestri invece è stato assolto, un dato che Zanchin sottolinea con soddisfazione. Ma un altro ex sindaco, Graziano Teso, è stato condannato in Cassazione a 2 anni e 2 mesi al termine del processo con rito abbreviato che aveva scelto assieme ad altri 16 imputati, un processo che ha invece riconosciuto l'associazione di stampo mafioso. A qualcuno avrebbe da chiedersi, ma c'è o non c'è allora questa associazione mafiosa? Da una parte dicono di sì, dall'altra di no.
Guardi, io dico che il Tribunale, seppur sia ancora in primo grado, quindi andiamo ancora abbastanza cauti, ha riconosciuto che non c'è ed è fatto su un procedimento in tutte le sue fasi, quindi sentendo tutte le posizioni e valutando bene tutto quello che è stato riscontrato, fornito sia da una parte che dall'altra. Ora andiamo alla cronaca che ci arriva dalle strade, dal Vicentino, col tamponamento in A4 in cui sono rimaste coinvolte 6 auto e un camion, 5 i feriti. Incidenti in autostrada A4 stamattina, avvenuto tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia. 6 auto coinvolte e un mezzo medio pesante, 5 i feriti. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto rovesciata il passeggero che era rimasto incastrato. Tutte le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del SUEM, accorso con più ambulanze, 5 le persone portate in pronto soccorso. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Si sono riscontrati rallentamenti al traffico che è stato canalizzato su una corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10. Parla la famiglia di Abano che ha rischiato la vita per un masso caduto dalla montagna sul tetto della propria auto mentre transitavano lungo la Gordina. Decisamente ci sentiamo miracolati. Per un soffio non finiva in testa a mia moglie e a mio figlio seduto dietro. È stato veramente un evento traumatico che ancora oggi ci porta a essere scossi, particolarmente scossi. E soprattutto mia moglie e mio figlio, che erano vicinissimi al masso caduto sopra la loro testa, li ha sfiorati per qualche centimetro. Il tettuccio della macchina è arrivato ad appoggiarsi al poggiatesta di mia moglie, insomma, che se l'è vista veramente brutta. Sono ancora scossi i membri della famiglia Farnè di Abano Terme. Domenica scorsa la loro vettura era stata colpita da un masso mentre percorreva la strada 203 a Gordina, vicino a Sedico, in località La Pissa. Sono appassionati di montagna, i Farnè. Hanno fatto scalate e ferrate, ma sempre in sicurezza. Mai si sarebbero aspettati di trovarsi in pericolo lungo una strada regionale. La caduta massi è ovvio che è segnalata, ma non c'è nessuna rete protettiva che tutela l'incolumità delle persone che viaggiano. E sono un appassionato di montagna e da sempre mi reco in montagna. La montagna secondo me non ha mai colpe, ma l'essere umano a volte sì. La tutela del cittadino dovrebbe essere preservata meglio di così, a mio avviso. Ora Veneto Strade ha avviato una ricognizione con un geologo sul punto del distacco. Già nel 2022 c'erano state delle cadute di massi che avevano colpito delle auto proprio in quel punto. Tirando un sospiro di sollievo per come è andata, ora resta però la conta dei danni da fare. L'auto è in carrozzeria, ha avuto un danno, mi hanno detto, tra 10 e 15 mila euro, che qualcuno spero provvederà a risarcire perché sono danni veramente ingenti. Veniamo alla politica, PNRR e fondi di coesione. Oggi a Roma l'incontro tra il presidente del Veneto Zaia e il ministro Fitto. Io sono convinto che la partita dell'energia sia una partita fondamentale, dopodiché si può ragionare su molte altre partite, ad esempio quella che a noi sta molto a cuore è quella delle ZLS, quindi dell'inquinamento del PM10, sulla quale penso che in tutta la pianura padana ci sia sensibilità. Davanti al ministro Raffaele Fitto, Luca Zaia ha elencato le sue priorità, candidando il Veneto a realizzare progetti strategici sul PNRR, non solo per il territorio regionale ma anche con ricadute a livello nazionale. Una sorta di salvagente nel caso emergessero nuove difficoltà nell'attuazione del piano. A spingere Zaia e i risultati conseguiti negli ultimi anni a valere sui fondi strutturali di coesione. Insomma, il modello funziona e può essere d'aiuto in una fase tanto delicata per il Paese. Il monitoraggio in Veneto funziona, tant'è vero che noi non abbiamo assolutamente dispersione di risorse e addirittura chiediamo anche ufficialmente che si stabiliscano anche delle modalità per cui ci sia un cronoprogramma, una tempistica, e in modo tale che non si arrivi all'ultimo giorno, magari anche a livello nazionale in qualche realtà, dicendo non ce l'ho fatta. Bisogna applicare un controllo di gestione che sia serrato. Impensabile, aggiunge il governatore, perdere anche solo un centesimo del piano messo a disposizione dall'Europa nel post-pandemia, piano che, avverte sempre Zaia, non è però un monolite. La riflessione che faccio è quella che ho fatto fin dal primo giorno. Esiste l'articolo 21 che ci dà, del trattato, che ci dà modalità
e modo di ritrattare il negoziato. Dall'altro è fondamentale che si aiutino un po' tutte le comunità a livello nazionale affinché riescano a mettere a terra gli investimenti. Dopodiché in via preventiva vanno stabilite le regole per un overbooking nazionale. I soldi dell'Europa non bisogna restituire. Ora una storia che arriva da Treviso. Mamma e moglie coraggio. Nicoletta Marchi ha avviato su internet una raccolta fondi per sostenere le cure sperimentali per il marito rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Mio marito il 22 febbraio ha avuto un brutto incidente autostradale e a seguito dell'incidente ha subito una lesione midollare rimanendo tetraplegico. Nicoletta ha una vita piena con i 2 bimbi e il marito Roberto, imprenditore tessile molto noto in città. Un imprenditore vero di quelli che partono da zero e riescono ad arrivare in alto. Una famiglia che il pomeriggio del 22 febbraio è sconvolta da un incidente in cui rimane vittima Roberto. La diagnosi è infausta, lesione midollare alle vertebre cervicali. In Italia non ci sono molte speranze di recupero, per cui ci siamo rivolti anche all'estero per cercare di trovare una soluzione, un aiuto, di modo che possa recuperare quanto più possibile e tornare ad avere la vita che aveva con i suoi bambini, i suoi figli e con me. La speranza è a Losanna nel lavoro del team guidato dal neuroscienziato Gregor Curten, che da anni lavora sulla stimolazione elettrica per riattivare i neuroni spinali. Così Nicoletta prova a prendere in mano questo destino crudele sul portale GoFundMe. Attiva una raccolta fondi. Accanto al link per aiutare la sua famiglia è raccontata la sua storia. Sono Nicoletta e il 22 febbraio la mia vita è cambiata per sempre. Per Roberto è stato attivato anche un IBAN. In pochi giorni l'appello di Nicoletta è arrivato lontano ed è stato raccolto da tantissime persone. Trovarsi in questa situazione è difficilissimo e mi dice sempre che sono una donna molto forte, che talvolta non si sarebbe aspettato, insomma, questa forza, ma gli dico di non mollare, cerco di dargli una speranza di modo che lui possa continuare ad avere la voglia di vivere che ha sempre avuto. Andiamo avanti. È stata presentata a Padova la stagione del Teatro Stabile del Veneto. Saranno 39 gli spettacoli tra Padova, Venezia e Treviso. Lo Stabile ha presentato la stagione 2023-2024 con una dedica speciale al maestro Giorgio Ferrara. Abbiamo detto 39 spettacoli, 13 per ciascuna città, 100 artisti, 160 giornate di spettacolo. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco come sempre l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La pressione rimane bassa, l'anticiclone non riesce a prendere possesso del nostro territorio, ma il tempo sarà ancora tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 7 giugno evidenzia un contesto decisamente soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In montagna nel pomeriggio saranno probabili dei rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature in aumento, minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 24 e 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove sarà soleggiato con cielo velato. Sulla zona montana, anche in questo caso, non si escludono dei temporali, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 14-17 gradi all'incirca, massime intorno ai 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nubi e tratti soleggiati, come ci mostra la cartina, con maggiore probabilità di piogge nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.